Presidente, non so lei, ma io questa mattina ho avuto una grandissima emozione su quella diga, a riprendere in diretta il Mose che si alzava la prima volta. Mi arrivavano i messaggi che appunto che anche Venezia era all'asciutto. E so che lei era in contatto con tutti quanti, con le televisioni, con la commissaria Spitz. Ma credo che tutti quelli che vivono della laguna di Venezia oggi possono avere partecipato a un accadimento straordinario. Dopo tanti anni di tribolazione, di sofferenze, di difficoltà, di anche situazioni di grande negatività, se vogliamo, all'interno del percorso del Mose, si è finalmente, dopo 6 anni di tempo per molti aspetti perduti, messi a conoscenza che forse finalmente il Mose funziona. Dico forse perché questo è il primo gradino importante che ci ha fatto constatare con mano che all'interno di una difficoltà legata ai venti, la marea incombente, ci mettono davanti a un progetto studiato a livello mondiale che nella misura in cui funziona sarà apprezzato da tutto il mondo. Innovativo sicuramente, difficile, ma che, se ci ricordiamo le origini, era fatto per mantenere la realtà ambientale della nostra laguna, unica al mondo per molti aspetti. E quindi quelli che hanno avuto l'opportunità in questi anni di seguire le vicende nel bene e nel male, la giornata di oggi è una giornata di inversione della tendenza, perché diventa una riprova che il progetto è positivo e che adesso ci spetta l'urgenza di portarlo a compimento il più rapidamente possibile. Volutamente ho voluto parlare della laguna di Venezia più che di Venezia. Prima di tutto perché sono un chioggiotto, evidentemente, ma perché la realtà è che troppo spesso si pensa a Venezia totalizzante, no? Invece Venezia vive perché c'è questa laguna e la laguna vive perché c'è questa Venezia. La simbiosi delle due realtà hanno fatto sì che ci sia una valenza mondiale per quello che di bello comunemente c'è ed è ampiamente conosciuto, ma poi l'altrettanto bello che è conosciuto da pochi, che siamo prevalentemente noi, perché conoscono la laguna quelli che abitano nella laguna. Quelli che vengono da fuori hanno immagini diverse da quella che è la realtà. Devono viverci qua per rendersi conto di quello che vuol dire la laguna di bellezza con le sue bellezze, che è bella perché è nella sua interezza, non nelle sue peculiarità che hanno grande valenza ma che si sommano per essere così importanti. Per questo la giornata di oggi è una giornata non da considerare poco importante, ma moltissimo importante. E credo che anche all'interno di questa considerazione sia importante il coraggio, la determinazione che hanno avuto i rappresentanti del magistrato e del consorzio nella loro nuova gestione di farla questa prova, perché non era facile senza il collaudo avere il coraggio di fare l'esperimento totale in presenza di cattivo tempo, perché le altre prove fatte che servivano per capire se almeno parzialmente gli impianti funzionavano, si poteva arrivare a questa prova, sapendo che è stata fatta all'interno di una realtà che non è totalmente conclusa, perché dentro alle paratoie e ai contenitori ci sono ancora delle attrezzature che vanno perfezionate. Quindi un grazie a quelli che in maniera davvero coraggiosa hanno voluto affrettare i tempi per farci provare davvero e godere della situazione che il Mose funziona. Diciamo che è una piccola soddisfazione, nel senso che quando io ho seguito, sono stato consigliere comunale nel momento in cui Berlusconi ha detto facciamo sto Mose, quindi sono stati tutti, tu ancora di più visto che eri consigliere regionale,
quindi arrivare, mi ricordo che c'erano degli ingegneri all'interno appunto del magistrato che erano entrati in magistrato, che si parlava di fare il MOSE e uscivano, andavano in pensione prima ancora, questo parliamo di 10 anni fa in pratica, no? E quindi ha avuto un percorso molto lungo, finalmente non è ancora completato perché mancano ancora i gruppi pompanti, ci sono tante cose che mancano, però perlomeno oggi è una giornata storica. So che a Venezia hanno suonato le campane per la contentezza, quindi anche per la Basilica di San Marco. Tu sei il primo procuratore di San Marco e tantissime volte ti sei speso appunto perché il problema è che comunque Venezia è più bassa di Chioggia, quindi soffre ancora di più di questa problematica. Ma devo dire che proprio le mie responsabilità all'interno della Basilica di San Marco mi hanno portato dall'acqua alta del 29 di ottobre del 2018, più ancora dell'acqua alta dell'anno scorso, del 12 novembre del 2019, ci siamo fortemente preoccupati perché ci siamo resi conto che dopo quell'acqua alta, che non ha creato problematiche a Chioggia, perché Chioggia è stata pesantemente investita da quella dell'anno scorso, ci siamo resi conto che non c'era la percezione vera del pericolo che la collettività correva. Non si avvertiva fino in fondo cosa voleva dire il messaggio che è arrivato da tutti gli esperti mondiali, che ci hanno detto che ormai l'andamento climatico è cambiato e non si torna indietro, per cui la spinta del mare e la spinta del vento saranno più forti. Allora, nella realtà avevamo la sensazione che, come sempre vedevamo in particolare a Venezia, passata l'acqua alta, dopo 2 giorni Piazza San Marco era ricolma dei caffè con le relative orchestrine e quindi sembrava che fosse passato un niente. Non rendendosi conto invece che alle spalle questi accadimenti erano drammatici. Ci tengo a dire in particolare che un anno con così tante acque alte come quello che abbiamo avuto in questo ultimo anno e quello antecedente è un segnale. Noi che oggi abbiamo la fortuna che con il bel Mose da un bel numero di anni siamo molto più tranquilli, ma a Venezia la situazione è identica a quella che era in origine, non è cambiato niente. Per cui nella realtà la non percezione di questo grave danno, che se vogliamo si concretizza, come mai a Venezia non si riesce ad alzare la piazza San Marco per arrivare a 110-115 centimetri? Perché vuol dire che non c'è stata la sufficiente determinazione per poterlo fare. Sapendo cosa vuol dire? Pensiamo alla realtà nostra di Chioggia, se non avessimo fatto il Mose, se non avessimo allargate e rialzate le rive, cosa sarebbe ancora oggi? No? Questo a Venezia non è venuto. L'esempio di Pelestrina che abbiamo che ogni volta quando si fanno le acque alte, quelle pesanti succedono tutti gli anni che succedono, vuol dire che non c'è la percezione del pericolo che noi abbiamo corso e continuiamo a correre. No? Per questo, essendo a Venezia, io mi sono reso conto delle problematiche enormi, più forti di quelle che non abbiamo qui oggi, perché lì la prevalenza di dover tutelare quello che c'è diventa ostativa di trovare i correttivi per conservare davvero quello che c'è. No? Se lo vuoi conservare lo devi salvare prima, se non lo salvi poi non sapere di salvarlo. E questa volta abbiamo trovato, dopo l'ultima acqua alta, di meno di un anno fa, la percezione. Io credo che noi come Basilica abbiamo contribuito a questa comunicazione. Abbiamo avuto in Basilica i più grandi personaggi del mondo, proprio per venire a conoscere cosa voleva dire l'acqua grande a Venezia, e abbiamo attraverso di questo cercato di far comprendere che non si poteva più andare avanti così. A questo fine noi abbiamo fatto direttamente noi, con costi nostri, un progetto nostro per mettere in sicurezza la Basilica. Progetto che abbiamo consegnato alle autorità competenti, che è al vaglio, che trova anche delle difficoltà per essere accolto, ma noi riteniamo che sia prezioso farlo, perché nella misura in cui metti in sicurezza la Basilica, metti in sicurezza la realtà centrale della piazza di San Marco, che però non può essere concluso con il progetto della Basilica, deve essere concluso con il progetto di tutta la piazza e il progetto nella realtà complessiva dell'isola di San Marco. Questo però è il punto centrale della realtà della laguna. Non c'è una possibilità
di discernimento e di distinzione tra gli uni e gli altri. Devono stare insieme, devono convivere insieme, perché la forza, la ricchezza e la bellezza di questa nostra realtà e la laguna nella sua interezza, avendo ovviamente al centro Venezia, ma questo non vuol dire che non ci sia una valenza uguale in tutta la realtà della laguna. Per noi, poi che siamo di Chioggia, facciamo con maggiore attenzione alle nostre bellezze e alle nostre difficoltà. E io credo che la giornata di oggi possa essere significativa per tutti noi. Pensiamo all'interno della realtà delle acque alte, delle acque, perché per noi pensiamo sempre alle acque alte, pensiamo anche ai secchi, cosa vuol dire in riferimento poi ai canali. Cosa vuol dire per la realtà all'interno della laguna dei nostri pescatori? È un dato di una rilevanza incredibile. Noi abbiamo una necessità di avere questa laguna che sia com'è aggiornata per difendersi, ma rispettosa di quello che è l'habitat, che vuol dire anche una capacità economica occupazionale non marginale. E quindi la giornata di oggi mette insieme tante positività, che non è una vittoria di un gruppo politico nei confronti dell'altro, è una constatazione che quando si crede veramente di dover superare qualsiasi difficoltà e si lavora insieme, i risultati poi avvengono. Grazie Presidente per questa testimonianza, grazie mille. Grazie a te, buon lavoro e cerchiamo che la capacità di diffondere nei Chioggioti tutti, la capacità di essere orgogliosi all'interno di questa laguna, che è di una valenza incommensurabile e che, come ha saputo fare per le ultime elezioni, anche se divago del tema, di mandare 2 Chioggioti in regione, speriamo anche 3, se rivedono i conteggi, di diverse forze politiche, sia una presenza che possa darci un titolo di rappresentanza qualitativa e rappresentativa.